le politiche giovanili, ha detto ma dottor Lovino mi devi invitare perché sono io che se non inviti me mi sovvento, non la puoi fare. Ecco, allora Marcon, lei ha la possibilità di dire la sua, poi mi ha detto no, ma non posso venire da solo, devo venire col sindaco, e io ho invitato anche il sindaco perché sono una persona aperta e democratica. No, più che alle politiche giovanili mi piace essere conosciuto come assessore alla cultura e alle tradizioni venete, perché lei giovanile non va bene, cioè lei non vuole giovanile. No, ho anche quello, ma l'abbiamo delegato a una ragazza giovane, sicuramente lo porta avanti meglio di me. No, importante la cultura veneta. Io volevo proprio dire questo, noi non solo abbiamo ospitato per una volta i militi dell'esercito, ma credo sia con il prossimo marzo la quarta volta che vengono da noi. Vengono da noi il prossimo marzo per parlare del caos dell'anno veneto. Spieghiamo bene questa cosa qua, perché per esempio io metto la mia ignoranza, non sapevo neanche l'esistenza, però perché ci sono tanti giovani, ne parlavamo prima proprio con il nostro amico Tommasi, ci sono molti giovani che magari molte tradizioni non le conoscono, quindi parliamo anche di questo aspetto. Ma magari è più conosciuto è il Brusa Marso, bisogna parlare in Veneto per... Sì, ma tanto capisco. È il Brusa Marso o Battimarso da noi, dai nostri anziani, però qualcuno non sa che ci sono anche delle origini molto più antiche di questo, addirittura proprio dalla Serenissima Repubblica, cioè si cominciava l'anno proprio il 1° marzo, è il caos dell'anno veneto, l'inizio dell'anno veneto. Non a caso il mese di settembre è il 7° mese, stando al caos dell'anno veneto, e ottobre sarebbe l'8°, invece nel nostro calendario settembre è il 9° mese, ottobre è il 10° e via dicendo. Quindi il 4 marzo è la data, sarebbe come il 31 dicembre? L'inizio di marzo sarebbe come il 31 dicembre, sì. Perché cominciava così l'anno? Perché si cominciava a svegliare la natura, perché si cominciava a vedere l'erba che cominciava a crescere, cioè si cominciava a vivere di nuovo. A me piace invece che raccontarlo in questa chiave storica che magari Dorella la conosce meglio di me. A me piace raccontarla come la stava raccontando il primo ospite, che non vorrei rubargli un po' l'idea del filò, ma quella stalla era bellissima. Cioè, noi veneti, noi che magari 200 anni fa non avevamo neanche la cultura sicuramente di adesso, ma avevamo una cultura forse più importante, quella della terra, quella delle nostre origini, noi che non sapendo né leggere né scrivere avevamo la paura che non si svegliasse la stagione. Quindi con i modi di dire magari sentiti solo in occasione delle manifestazioni religiose, la ceriola famosa, dalla santa ceriola dell'inverno siamo fuori, ma se piove e tira vento dell'inverno siamo dentro. Cioè si davano le stagioni in base alle anche manifestazioni della Chiesa. Importantissimo, campa a cavallo che l'erba cresce, cioè vivi finché l'erba deve crescere. Una delle più belle secondo me è quella che dice da Santa Cerioia un caretto ogni bestioia, cioè quando è il periodo che abbiamo appena passato, dei primi di febbraio, l'inverno è ancora lungo e dovresti avere un carretto di fieno per ogni bestiola che hai in stalla, se no rischi che non viva. E morire la bestiola vuol dire anche avere la paura di morire noi. Quindi in una stalla di 200 anni fa una famiglia si trova a Filò e ha la paura che non si svegli la primavera, ha la paura che il freddo continui, vede la neve fuori, è lì che non sa cosa fare, si ripetono questi in qualche maniera proverbi e dicono ok, adesso usciamo, facciamo baccano, svegliamo la primavera, andiamo a battere bidoni, andiamo a battere pentole e bruciamo le sterpaglie che abbiamo appena mucchiato nei campi, che sono quelle che abbiamo potato alle viti, eccetera. Quindi scaldiamo il terreno e facciamo rumore.
questo è il battimasso o blues masso. Ecco. Benissimo, benissimo.